4 colpi di pistola esplosi poco dopo mezzogiorno in un tranquillo sabato di ottobre in questo quartiere di edilizia residenziale in Contrattosoni, a pochi chilometri dal centro di Cittadella, con 2 donne di 25 e 45 anni ferite in un vero e proprio regolamento di conti. Grande la paura il 7 ottobre scorso. Le indagini avviate subito dai carabinieri hanno permesso ai militari del nucleo investigativo di Padova, con i colleghi della compagnia di Cittadella, di arrestare un 44enne e risalire alle cause della sparatoria avvenuta tra 2 famiglie Sinti, una di Cittadella, l'altra partita dal Trevigiano a bordo di un'auto con 5 persone, raggiunta durante la fuga da uno dei 4 colpi esplosi con una pistola calibro 9. Il proiettile, per la precisione, aveva forato il portellone posteriore del veicolo, conficcandosi nel cruscotto, e solo per un caso fortuito non aveva ferito nessuno. All'origine del gesto un'annosa vicenda di multe non pagate per un'auto che la famiglia di Cittadella aveva in uso. Le multe avevano raggiunto la ragguardevole somma di quasi 1.400 euro, causando il fermo amministrativo di un ciclomotore appartenente all'intestataria del veicolo. Da qui le raid in pieno giorno. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze acquisite hanno permesso ai carabinieri di risalire all'autore degli spari. Decisivo l'esito dell'esame STAB, che rileva residui di polvere da sparo. Il 44enne è stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere con l'accusa di tentato omicidio e detenzione e porto illegale di arma da sparo.